C'è l'impegno del governo centrale per la stabilizzazione degli oltre 22.700 precari siciliani impegnati negli enti locali. L'ha assicurato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Catricalà, incontrando a Palazzo Chigi a Roma una delegazione di sindaci agrigentini accompagnata dall'europarlamentare del PDL Salvatore Iacolino. L'ipotesi è venuta fuori è quella di individuare un percorso unitario Stato-Regione che garantisca subito la prosecuzione dell'attuale rapporto di lavoro che scadrà il 31 dicembre prossimo a partire dal 1 gennaio 2013 e che prosegua poi con la individuazione della strada giusta per la definitiva stabilizzazione. Ieri è emerso che attraverso una corrispondenza finalizzata in questa direzione sarebbe possibile invece interpretare, diciamo, autenticamente la norma, nel senso che al 31 dicembre del 2012 questi 22.700 lavoratori potrebbero continuare a svolgere un'attività preziosa nell'ambito di enti locali, camere di commercio, regione, aziende sanitarie e aziende ospedaliere. In ogni caso Catricalà si è reso disponibile anche a valutare la possibilità di una legge autorizzativa alla prosecuzione di questa attività, fermo restando che il problema rimane quello del costo, è sempre stato a carico del governo regionale, vi è un fondo unico sul precariato che pure talvolta è stato messo in discussione, che bisognerà garantire e preservare. L'obiettivo è quello di stimolare ulteriormente il governo da una parte nazionale e nel contempo la direzione regionale, peraltro estremamente disponibile al riguardo della regione siciliana, perché con questa corrispondenza che dovrebbe essere avviata nel giro di pochissimi giorni, in questo modo il governo potrà fare chiarezza ed evitare che si ingeneri ulteriore equivoci. Detto questo, siamo in una fase di attività costante e continua che dovrà salvaguardare questi lavoratori, nel presupposto che si tratta soltanto di una proroga, prosecuzione di attività dal 1 gennaio del 2013, mentre il tema legato alla stabilizzazione è un tema molto più complicato che riguarda la possibile deroga al patto di stabilità, il tema dei vincoli di assunzione, la percentuale del 50% prevista dalla legge, ed è legato in ogni caso ad un piano industriale che dovrebbe essere affidato ad un governo autorevole e responsabile che possa, come dire, assolvere ad un debito nei confronti di 22.700 famiglie che costituiscono ancora oggi un punto di riferimento essenziale nella erogazione di prestazioni e servizi nell'ambito della nostra pubblica amministrazione siciliana.